Allora, parliamo di Napoli, così... No, perché hai massacrato l'Inter. Sì. Adesso anche Di Marco, quindi... No, mi piace Di Marco, però... mi c'è piace sempre quel però, come il post di Lukman. Allora, per quanto riguarda il Napoli, invece, Michele Moretti, commentiamo l'amichevole, abbiamo le immagini... persa per 1-2 contro il Brest e poi analizziamo... Tanto per chiudere la finestra Inter, come diceva il nostro Alessandro e Simone dal coordinamento, la notizia di oggi del nostro Alfredo Pedulla, si parlava di Bilal Touré, un giocatore che potrebbe lasciare per proprio l'Atalanta in questa finestra di mercato, anche perché insomma i sondaggi ci sono stati anche dalla parte del PSV, potrebbero esserci altri sondaggi in arrivo per lui, insomma verranno analizzati con attenzione, vedremo insomma il giocatore se lascerà davvero l'Atalanta. Per quanto riguarda il Napoli, dobbiamo dire che è arrivato il secondo stop nelle amichevoli di questo precampionato. È anche vero che insomma la fatidica frase calcio d'agosto non ti conosco non è che va solo quando le squadre vincono 8-9-0, perché non vale nulla, ma gli esperimenti, i carichi di lavoro e tutte le situazioni tattiche che possono insomma essere state provate da Antonio Conte per il momento hanno portato ad una sola vittoria, perché si era partiti con la sconfitta contro l'Arezzo, poi era arrivata la vittoria a Catanzaro, oggi la sconfitta col Brest. Le buone notizie arrivano da Lucca, e dopo il rigore realizzato nell'ultima partita ha segnato anche quest'oggi, la rete del 2-1 è la sua. Tanti esperimenti tattici, ancora qualcosa da sistemare dietro, perché insomma vediamo come la coppia di centrali ancora sta facendo fatica, Senti Olivera e Buongiorno. È un Napoli, ripeto, ancora sperimentale che sta facendo le sue prove anche tattiche, perché poi abbiamo visto in questa amichevole anche tanti giocatori offensivi tutti insieme dentro, quindi non è neanche detto che poi il Napoli giocherà così in campionato. Comunque De Laurentiis, immagini di quest'oggi, continua a firmare autografi, non è direttore per nulla preoccupato, anche perché io credo che conosca, come li conosciamo tutti, i metodi di Conte e abbia riposto nel suo allenatore la massima fiducia. Ed è anche il presidente è molto più rilassato degli anni scorsi. Quindi anche questo può significare qualcosa. Certo, arrivi con lo scudetto, però devi confermarti, non ti dico di rivincere lo scudetto, ma devi confermarti ad altissimo livello e devi poi fare quel passo in più in Europa, che è probabilmente, secondo me, la molla che ha fatto rimanere Conte, naturalmente con la promessa di una squadra rinforzata. E sarà secondo me molto divertente vedere questo Napoli. Questi stop in precampionato, Michele, no? Sicuramente bisogna mettere a punto delle cose, però ricordiamoci che la stagione scorsa, l'inizio non del precampionato ma del campionato del Napoli, fu un inizio tutto in salita. 3-0 al Bentegodi. È vero? Sì. Quindi voglio dire... Certo. Non era iniziata bene, poi Conte tra l'altro fece un discorso pubblico dicendo che lui stesso si vergognava di quello che c'era stato contro il Verona al Bentegodi, e da lì la risalita. Poi è uno di quegli allenatori che non si nasconde assolutamente, perché si era esposto dicendo: io mi vergogno per quello che abbiamo portato quest'oggi, vergognare anche i miei. Ad oggi come li vedi, Massimo, il Napoli e l'Inter? Guarda, la parola chiave o le parole chiavi sono, come avete detto giustamente, sono carichi di lavoro. Il ritiro, ti dico, è molto importante lavorare forte, e anche 2 o 3 giorni fanno la differenza. Ti spiego: se tu 2 o 3 giorni prima magari hai fatto sempre fondo, hai fatto tutti 1000 così, e l'altra squadra non ha fatto niente, come abbiamo visto magari che la differenza di categoria chiaramente c'è. Quando il Napoli ha perso con l'Arezzo, può essere che il Napoli 2 o 3 giorni prima abbia fatto dei lavori massacranti di fondo per mettere benzina nelle gambe, e magari l'Arezzo abbia fatto un altro tipo di allenamento, sia stato un po' più leggero, e quindi vedi la differenza. È questo il problema. E i risultati poi in ritiro, insomma le partite amichevoli. È chiaro che vincere aiuta a vincere, però bisogna dare veramente il peso che trovano, proprio in maniera tranquilla, bisogna stare sereni.
Allora, adesso ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, pronti per aggiornarvi anche sul mercato del Napoli, perché fin qui abbiamo parlato di campo, ma tra poco notizie sul mercato del Napoli, del Milan e tra poco anche le parole di Bremer ai microfoni di Sport Italia rilasciate quest'oggi al nostro inviato in Germania Giovanni Albanese. Restate con noi. 23:42, sempre live nei studi di Sport Italia con Alessandro De Giuseppe, con il direttore Arrigoni, con Massimo Marazzina live da Miami e con il nostro Michele Moretti, che adesso con un flash ci aggiorna anche sul mercato del Napoli. Sì, il mercato del Napoli, perché stavamo parlando di quello che è successo in amichevole, ma un mercato che ha già portato diversi colpi e che potrebbe andare avanti. È un Napoli che ha ricevuto il no di Endoi, perché poi il giocatore è volato in Premier League, ma la questione esterno d'attacco, così come esterno di difesa, continua ad andare avanti. Sono tanti nomi che circolano a questo punto in quello che è il calderone impazzito dei partenopei, che ha portato veramente tantissimi giocatori alla corte di Conte. Si parla di Gutierrez per la difesa, si parla di Sterling, che potrebbe essere il riferimento avanzato per chiudere il pacchetto degli esterni per Antonio Conte, ma ci sono altri nomi in ballo, perché attenzione anche alle piste che portano a Miretti, che portano a Fabian. Insomma, è sicuramente un Napoli che continua a fare la voce grossa sul mercato e che continuerà ad acquistare. Allora, Michele, partiamo anche ad aprire il discorso Milan. Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, mostrando finalmente quella chiarezza di idee che i tifosi chiedevano da tempo. Dopo le prime settimane di attesa e valutazioni, adesso si entra nella fase in cui le scelte iniziano a prendere forma concreta. La dirigenza azzurra sta lavorando su più fronti. C'è un colpo praticamente chiuso per rinforzare la fascia sinistra, con un profilo giovane ma già maturo, e allo stesso tempo si studiano nuovi innesti in zona offensiva, soprattutto se dovesse partire qualcuno. L'attenzione resta alta anche sulle possibili uscite, perché ci sono club esteri che hanno messo gli occhi su un elemento della rosa di Antonio Conte, e la sua partenza potrebbe innescare nuovi scenari di mercato. In questo aggiornamento entriamo nel vivo di queste manovre, con dettagli precisi e retroscena, che ci aiutano a capire dove sta andando il Napoli in questa fase cruciale della stagione. Restate fino alla fine del video per scoprire tutto nei minimi dettagli e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul nostro Napoli. Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e stavolta lo fa puntando forte su un nuovo esterno sinistro, giovane e di prospettiva, ma già pronto per imporsi a grandi livelli. Dopo settimane di trattative, voci, sondaggi e contatti, sembra ormai tutto apparecchiato per l'arrivo in maglia azzurra di Miguel Gutiérrez. Il terzino spagnolo del Girona è destinato a diventare ufficialmente un calciatore del Napoli entro metà settimana. Manca soltanto l'annuncio, ma l'accordo tra le parti è totale e definito, come riportato dal giornalista Ciro Venerato durante l'ultima puntata de La Domenica Sportiva Estate su Rai 2. Il Napoli ha deciso di investire su di lui, portando a termine una trattativa da circa 18 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. L'ingaggio per il giocatore è stato fissato intorno ai 2,3 milioni netti a stagione, con bonus che possono portarlo fino a 2,5 milioni all'anno, e la durata del contratto sarà di 5 anni. Si tratta di un investimento importante per un calciatore che rappresenta il presente e il futuro sulla corsia sinistra, soprattutto considerando che Antonio Conte ha intenzione di costruire una squadra solida, con corsie laterali funzionali al suo sistema di gioco, sia in fase difensiva che offensiva. Gutiérrez non è solo una scommessa, ma un profilo già testato in Liga, reduce da una stagione più che positiva con il Girona, squadra rivelazione del campionato spagnolo. Ha dimostrato qualità tecniche, senso della posizione, resistenza nei 90 minuti e soprattutto capacità di interpretare il ruolo sia da quarto che da quinto di centrocampo, aspetto che calza perfettamente con le richieste tattiche di Conte. Il suo arrivo risolve un punto nevralgico dello scacchiere azzurro, che necessitava di rinforzi dopo gli alti e bassi visti nelle ultime stagioni su quella fascia. L'ufficialità arriverà a breve, con l'annuncio atteso tra mercoledì e giovedì. Dopo qualche giorno di riflessione, infatti, tutte le distanze sono state colmate. Il giocatore ha già dato la propria disponibilità totale, accogliendo con entusiasmo la possibilità di approdare in Serie A e misurarsi con un palcoscenico ambizioso come quello di Napoli.
Il club partenopeo, dal canto suo, ha battuto la concorrenza di altre società europee e ha deciso di affondare il colpo anche per anticipare eventuali rialzi di prezzo. Non è finita qui. Come sottolineato sempre da Venerato, l'arrivo di Gutierrez non esclude affatto l'acquisto di un altro esterno, questa volta offensivo. Anzi, l'idea della dirigenza è quella di intervenire anche su quella zona del campo, soprattutto se ci dovesse essere una partenza importante, come quella di Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano, infatti, è nel mirino dell'Atletico Madrid, che ha già manifestato interesse e potrebbe accelerare nei prossimi giorni per portarlo nella capitale spagnola. In caso di cessione, il Napoli non si farebbe trovare impreparato. Antonio Conte ha richiesto espressamente un esterno offensivo in grado di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e adattarsi a diversi sistemi di gioco. Ecco perché il nome di Antonio Nusa, talentuoso esterno norvegese, è tra quelli più apprezzati. Il Napoli ha già chiesto informazioni e ha sondato la disponibilità del giocatore e del Brugge, ma l'ostacolo principale resta il prezzo. Il Lipsia, club che ha manifestato grande interesse per Nusa, ha ricevuto una richiesta di ben 50 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, una cifra che il Napoli giudica eccessiva al momento, ma non è escluso che si possano aprire margini di trattativa più avanti, soprattutto se dovessero esserci uscite importanti in rosa. Un altro nome seguito con attenzione è quello di Karim Adeyemi. L'esterno tedesco del Borussia Dortmund è stato spesso accostato al Napoli nelle ultime settimane, ma il giocatore non sembra ancora del tutto convinto di lasciare la Bundesliga. La situazione però potrebbe cambiare nel caso in cui il Borussia decidesse di riportare a casa Jadon Sancho. In quel caso, con maggiore concorrenza nel ruolo, Adeyemi potrebbe valutare seriamente l'idea di cambiare aria e il Napoli sarebbe pronto a inserirsi con decisione. Restano sullo sfondo altri profili interessanti, ma per ora più complessi da raggiungere. Federico Chiesa, ad esempio, piace ma non convince del tutto, sia per la sua condizione fisica che per i costi complessivi dell'operazione. Non c'è la certezza che possa garantire continuità e disponibilità fisica nell'arco della stagione e per questo motivo la pista è stata messa in stand-by. Jack Grealish è un altro nome che stimola la fantasia e il taccuino di Conte, ma anche in questo caso ci sono grossi ostacoli, legati in primis all'ingaggio del giocatore. L'inglese guadagna molto più di quanto il Napoli sia disposto a offrire e accetterebbe il trasferimento solo con una sensibile riduzione dello stipendio, scenario ad oggi poco realistico. Nessuna possibilità invece per un ritorno di fiamma su Jadon Sancho. Il calciatore è stato seguito anche dalla Juventus, che poi ha abbandonato la pista e al momento non rientra nei piani del Napoli. Da escludere anche la pista Christian Pulisic, definita una fake news da Ciro Venerato stesso, che ha smentito categoricamente qualsiasi contatto tra il Napoli e il Milan per un trasferimento dell'ex Chelsea. Il focus della dirigenza è chiaro: completare la squadra con profili funzionali alla filosofia di Conte, mantenendo però un equilibrio economico e tecnico. Il Napoli vuole restare competitivo su tutti i fronti, ma senza commettere errori di gestione che possano compromettere il futuro. Il mercato è ancora lungo e ci saranno sicuramente altre novità nelle prossime settimane, ma intanto con Gutierrez si porta a casa un tassello importante. E se si sblocca qualcosa in uscita, soprattutto nel reparto offensivo, allora si potrà affondare il colpo anche per un esterno d'attacco che completi definitivamente l'organico. Continueremo a tenervi aggiornati sul mercato e su tutte le novità che riguardano il Napoli e adesso entriamo nel vivo di un'altra situazione che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa azzurra. Stiamo parlando del futuro di Giacomo Raspadori, sempre più al centro delle voci che lo vorrebbero lontano da Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate da più fonti e rilanciate anche da Ciro Venerato su Rai 2, durante la Domenica Sportiva Estate, il nome del numero 81 del Napoli è finito sul taccuino dell'Atletico Madrid. Il club allenato da Diego Simeone sta valutando l'attaccante italiano come rinforzo per la nuova stagione, ma la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Al momento, infatti, non ci sono stati contatti ufficiali tra Napoli e Atletico. I due club non hanno ancora aperto un dialogo diretto per trattare il possibile trasferimento. L'unico movimento concreto è stato quello dell'entourage del giocatore, che si è recato nella capitale spagnola per incontrare la dirigenza dei Colchoneros.
L'interesse c'è, è reale, e il profilo di Raspadori piace molto a Simeone, che lo ritiene adatto al suo sistema di gioco, soprattutto per la capacità di giocare in più ruoli dell'attacco. Nonostante l'Atletico abbia mostrato attenzione e volontà di approfondire, non si tratta di un'operazione semplice dal punto di vista economico. Il Napoli, come dichiarato da Venerato, parte da una valutazione piuttosto alta. Si parla di una richiesta di circa 35 milioni di euro. Una cifra che, almeno per ora, sembra frenare l'iniziativa del club spagnolo, che continua comunque a monitorare anche alternative, come Enzo Millot dello Stoccarda. Dal punto di vista economico c'è da considerare anche la posizione del Napoli. Oggi Raspadori pesa a bilancio circa 12 milioni di euro in termini di ammortamento e una cessione a cifre inferiori rischierebbe di rappresentare una minusvalenza. Per questo la società di De Laurentiis non ha intenzione di svendere il giocatore, che tra l'altro gode ancora della stima di Conte, sebbene non sia considerato un intoccabile. La situazione resta aperta e molto dipenderà anche dalle prossime mosse dell'Atletico. Qualora arrivasse un'offerta vicina alle richieste del Napoli, non è escluso che la trattativa possa accelerare. Per il momento, però, siamo ancora nella fase esplorativa. Noi continueremo a seguire l'evolversi di questa vicenda e di tutto ciò che riguarda il mercato azzurro, pronti a raccontarvi in tempo reale ogni sviluppo.